percorso lungo. Sigari. Se ne va la fuga a bidone al chilometro 4, forse meno, chilometro 6. Il gruppo controlla. Si mette a ruota Matteo. Spettacolare. Tipo la telecronaca del Giro del Friuli. Sì, uguale. No. Lo diciamo a Simone. No, è giusto. Io sto facendo quello che mi dice lui. Occhio. Grazie. Questa bel bolide è anche quella. Viaggia, viaggia. Che pedali hai? No, no, che pedali te marca? Che pedali? Sì. Adesso sono ancora quelli Shimano. E Shimano? Dopo se vuoi puoi provare. Tanto tu ci stai sulla mia, sono io che non ci sto lì. Dai, dopo... Sì. Sì, sì. Costabile la metto di traverso. Puttana, che brutta linea.
Alberto, per favore, puoi tenere pulita la stradina? Sì, giù di qua. Oppela! Escúchame, buen hombre, estoy cercando Girona. ¿Y Girona es por aquí? Ok, a la derecha. Gracias, me encanta. Chi ha detto che porno? Il? È uno che mi vuole male. Se non si fosse capito, ci siamo ispirati alla traccia del lungo della gara del Peraiti di quest'anno. Era un po' Gran Fondo Peraiti vibes. Madonna, fate paura. O attraversiamo a sinistra o siamo fuori. Sei sicuro? No. Giacomino, c'è il sentiero. Colpo di scena. Stai alto qua. Sì, sì. Via, 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 via. Scelta del mezzo appropriata. Via, 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 via. State alti se potete. Via. Non ce la farei mai. Dov'è Tomore? Per onor di cronaca, questo pezzo non era nella traccia, serviva per tagliare di qua. Allora, in teoria dritti di fronte qua c'è la strada. Se va dritti prendiamo il tracciato. Attenzione, problemi. Problemi. Frattura. Di solito quelli che si finiscono nel bosco poi sono quelli che non sono più. Sì.
Per favore, mi scusi, per cortesia. No, non è così, è meglio. Sì, così sono le strade. Alla fine è sabbioso, battuto, perché comunque piove un sacco. Questo ghiaio. Tu se ti fai 6, 7, 8 ore su un ghiaino così, Hai fatto 20 km. Sì, sì. Oh. Luca, Luca. Acqua. No. Forato? sì, è che non vedo dove cazzo di pianto, come al solito. Però non lo vedo. Tira su. Dai per di là? Sì, sinistra. Vado un attimo là che c'è ombra. Sì, sì, vai, vai. Sono messi apposta. Ah, questo no perché il sudore è mio, scusa. Ah, il tubeless, no? Dentro è liquido. Sento. Ah, grande. Ah, proprio adesso esce. Perché è sulla spalla, quindi se non... Prendo questo, sono più grosso. Grazie. Allora, metto doppio se riesco. Sì, dovresti metterlo doppio. Facciamo cambio. Grazie. Io sono destro, con la sinistra non sono capace. Allora, al peggio lo butto dentro, sai? Tanto. Neve in giro. Quando avevamo detto lavori, avevamo detto diverso, cioè avevo capito un po' diverso. Allora, dopo problemi, abbiamo deciso di restare in traccia fino a Benzone E cercare ulteriori problemi. e cercare altri problemi uscendo dalla traccia, attraversando il fiume e iniziando a tornare verso giù. Anche perché abbiamo prenotato il pranzo, che è tipo la roba più importante della giornata. Sì. Su Training Peaks c'era scritto allenamento, ma c'era scritto pranzo, che è categoria A. È Sant'Agnese, non pendentissima, ma un fondo veramente fastidioso. Poi a mezzogiorno non aiuta.
verso Bordano e rientriamo in traccia per tornare a Tricesimo. Occhio! Su! Ma no, non dovrebbe essere salita. Era un po' di seguito. Marco Costabile non sente la catena. Fa un casino. Non ce l'ha, cioè, pedalato in freewheeling tutto il giorno. Esaurita. Sì, sì. Catena wireless. Ultimi 10, tutto stradone fuori dalla traccia, dritti a Tricesimo a pranzo. Il gruppo si guarda nell'ultimo mezzo chilometro. Io non parto. Allora, ecco come tiri sul ritmo. Una leggera salita. Vento contrario. Il gruppo si allunga. Fini. Stop. Grande Davide. 90 km e 940 dislivello. Neanche il 100 con 1000 male. Comunque, bel allenamento. Traccia non mi è piaciuta. Probabilmente perché era ancora una bozza, ma non mi è piaciuta. Andiamo a mangiare che abbiamo tutti fame, stanchi e tutti che brama cibo. Bici spettacolari come sempre.